Io ringrazio Fausto Mura, Matteo Martelli, tutti gli amici di Borg, tutti gli amici dell'associazione che mi hanno voluto darmi questo privilegio di essere qui con voi stasera per un impegno che io non considero parlare di un libro, parlare seppure di una raccolta di discorsi. Io credo, mi sento impegnato a parlare di un uomo e non vi nascondo che ho una certa emozione nell'affrontare il problema, perché i rapporti che io ho avuto con Nino Carrus sono stati molteplici, sia nei momenti felici sia nei momenti meno felici. Io ricordo la serenità con cui parlava il figlio deceduto, parlava con me del bambino morto, cioè era sereno, parlava, esaltava la sua intelligenza, anche il modo con cui si era atteggiato purtroppo nelle corsie dell'ospedale, la capacità di stabilire relazioni, tutte cose che ho sentito con le mie orecchie. Ho avuto modo di partecipare con l'onorevole Del Rio a una preghiera davanti alla salma di Nino Carrus. Ho avuto mi ricordo che il giorno, quando lessi sul giornale che era morta Maria Clotilde, telefonai a Giuseppe Deiana, al nipote, per chiedere notizie, poi lì trovai Nerio, per cui cioè, non credo di riuscire a parlare di pagine fredde di un libro, voglio parlare di un uomo. Certo, il punto di partenza è in qualche modo cinghiota questo appuntamento, e partire da questa raccolta di discorsi che si riferiscono ad un periodo che va dal 1969 al 1983. Io non so se riuscite a realizzare, io lo realizzo su me stesso. Stiamo parlando di un periodo che va da 40 anni fa a 27 anni fa, un periodo per cui gli avvenimenti descritti, gli avvenimenti ai quali si fa riferimento non sono cronaca, forse non sono ancora storia, ma si avvicinano abbastanza alla storia, ma certamente non sono più cronaca. Quindi questo richiederebbe probabilmente una competenza specifica, una competenza puntuale, la competenza dello storico che cerca di ricostruire i fatti tenendo conto dei contesti culturali, dei contesti sociali, dei contesti economici nei quali questi fatti si sono verificati. Stiamo parlando, ripeto, di un'epoca che sfiora la storia, se non è già storia. Stiamo parlando di 40 anni fa. Mi impressiono anche a ripetere, a parlare di 40 anni fa, riferiti a me stesso. Io 40 anni fa avevo 20 anni, quindi potete arguire che questo era proprio 60 anni. No, nel 69 avevamo già superato nel 68 avevamo superato l'esame con l'esame di maturità con Matteo. Quindi questo è un concetto che bisogna tener conto anche nell'avvicinarsi agli scritti e agli argomenti oggetto degli scritti. La considerazione che volevo fare è che gli argomenti che Nino tratta in questi discorsi sono svariati, sono innumerevoli. Cioè si parte dal piano di rinascita, il problema delle zone interne, il banditismo, la proprietà fondiaria, a molti temi ha fatto riferimento Matteo, allo sviluppo economico in generale, il problema dell'antifascismo, il problema del capitale pubblico, del capitale privato, il problema delle istituzioni, il problema della forma di governo. Non so se vi rendete conto, cioè è una sorta di enciclopedia che ci mette veramente in imbarazzo. Cioè come fare ad affrontare in modo compiuto, in modo approfondito degli argomenti che ciascuno di loro potrebbe riempire migliaia e migliaia di pagine, per la difficoltà, per la complessità, per il rapporto diretto che avevano con
con la realtà alla quale facevano riferimento. Non erano pensieri astratti, erano pensieri di un militante che affrontava le mille difficoltà nelle quali lo sviluppo della Sardegna ha cercato di cambiare marcia, soprattutto in quel periodo. A questo aggiungo un'ulteriore considerazione, direi quasi di carattere metodologico, cioè chi legge, chi è presente qui stasera, e in modo particolare quelli che sono qui sul palco, in quel periodo cosa eravamo? Eravamo spettatori, forse qualcosa di più di spettatori, almeno spettatori tifosi. Cioè con Matteo io ho fatto adesso al di là delle ampollose frasi istituzionali con le quali Fausto mi ha presentato, io sono stato un dirigente del movimento giovanile, sono stato un dirigente provinciale e regionale di Gioventù Acquista, cioè certo non ero un protagonista, forse non so neanche se posso dire di essere stato un aspirante protagonista, certamente ero uno spettatore tifoso. La lettura di queste pagine mi ha portato anche, ha dato una bella scossa alla polvere, che tante parole d'ordine che ho sentito ripetere, che erano le mie parole d'ordine, perché noi eravamo i ragazzi destinatari del messaggio in diretta da parte di Nino e di tanti altri personaggi di quel periodo. Io ho un rapporto particolare con l'onorevole Del Rio, ce lo posso anche dire, l'onorevole Del Rio mi ha battezzato, questa volta 51 anni fa, quindi per dare cioè eravamo 51 anni fa, mi ha impesinato, chiedo scusa, non stavo cercando di togliermi gli anni, non stavo cercando di togliermi gli anni. Quindi noi eravamo i destinatari in presa diretta, direi, dei messaggi, e quindi in qualche modo abbiamo contribuito anche a diffondere alcune parole d'ordine nel nostro picco, facendo riferimento agli spazi, agli ambienti nei quali ciascuno di noi operava. Però, ripeto, anche con questa felice colpa di aver sbagliato la data, confondendo battesimo con cresima, riesalta il problema del passaggio del tempo. Ciascuno di noi ha affinato in tutti questi anni, dai 40 ai 27, ha affinato una sensibilità individualizzata, ha approfondito alcuni aspetti di quella formazione culturale in luce, ha invocato anche delle strade di natura professionale. E questo cosa comporta? Perché sto cercando di valorizzare questo concetto? Perché evidentemente nella lettura delle pagine che sono oggetto del nostro incontro di questa sera, evidentemente il mio occhio è andato a sbattere sugli argomenti con i quali non che ho più confidenza, perché con i quali ho più consuetudine. Mi ha colpito una cosa dal punto di vista istituzionale. Nino è chiaro che difendeva ed era orgoglioso dello statuto della regione autonoma della Sardegna. Lo statuto della Sardegna è una pietra miliare e probabilmente Salire della Sardegna dovrebbe coincidere con l'approvazione dello statuto, non con quelle farneticazioni semi-inventate e da semi-burattinaie alle quali